Un kit per l'analisi della qualità del latte, una stanza nella quale il bambino gioca e i suoi movimenti generano suoni e immagini, una voce sintetica che legge qualunque testo digitale. Sono alcuni dei vincitori del premio Start Cup Veneto dell'anno scorso. Oggi si apre ufficialmente il concorso 2013. Il meccanismo è semplice. Gruppi di almeno 3 persone devono avere un'idea innovativa in qualunque campo e progettare un'impresa, assistiti dalle università di Padova, di Verona e Ca' Foscari di Venezia. Noi non puntiamo solo ed esclusivamente a 3 persone che provengano dall'università di appartenenza, che può essere Padova, Verona o Ca' Foscari, Venezia, ma si cerca di collaborare con il mondo all'esterno dell'università. Valore aggiunto poi far maturare le idee nei cosiddetti incubatori, realtà private del Veneto che possono assistere questi aspiranti imprenditori, come la trevigiana H-Farm, la veronese Smart Office o la padovana Start Cube. L'idea che nasce da una mente, che era il classico geniaccio italiano d'un tempo, oggi è stata sostituita con le grandi realizzazioni delle ricerche per gruppo e quindi è la relazione fra persone che porta ad avere. Ciò non vuol dire che non possa nascere da una mente, ma dopo deve passare attraverso un confronto. Le idee da presentare entro il 13 maggio attraverso il sito startcupveneto.it verranno giudicate, le migliori 12 affiancate da un cosiddetto angelo, ovvero un imprenditore, un professionista che gratuitamente aiuterà a creare il business plan, il progetto imprenditoriale vero e proprio. Ai 5 migliori gruppi verrà assegnato il 26 settembre a Verona un premio in denaro e assicurata la partecipazione al Festival Nazionale della Scienza a Genova. Sbagliato pensare chi sia favorito chi viene da studi scientifici o tecnologici. Noi abbiamo avuto delle esperienze di progettualità che sono legate anche al rapporto con il mondo della disabilità o comunque con il mondo culturale, la valorizzazione del patrimonio culturale che ovviamente per Venezia è un elemento molto importante e soprattutto un elemento caratterizzante anche del nostro Ateneo. Nelle prime edizioni da 3.300 iscritti sono nate 14 imprese non legate all'università e 19 brevetti. Potresti avere un'idea che, come si dice, scoprire l'acqua calda, no? Un'idea che ha avuto un altro solamente perché non lo sapevi. Autonomamente sono nate le 2 idee. Il primo che la brevetta ha la proprietà dell'idea stessa.